il vicino di casa tornasse lo ha accoltellato. Paura nel pomeriggio a Valstagna, nel Vicentino. La vittima in ospedale non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore è stato arrestato. A quasi 2 settimane dall'accoltellamento da parte del 53enne che si è poi tolto la vita, torna a parlare Mary Zorza, avvocatessa di Oderzo, che ha rischiato di essere uccisa. È impossibile per ora tornare in studio, racconta, e lancia un appello a lavorare perché le solitudini non sfocino in violenza. ANPI, CGIL, PD, centri sociali in manifestazione a Padova contro l'inaugurazione di una sede di Forza Nuova in città. Presenza pericolosa, dicono. Da Chioggia a Caorle, anche nella costa veneta, sono risuonate per protesta le sirene dei pescherecci. Il comparto contro il divieto del sistema di pesca a strascico e un'ulteriore restrizione delle aree di pesca. Crisi degli enti pubblici, concorso nel comune di Tombolo per l'assunzione di un addetto all'ufficio tecnico, ma si iscrivono solamente in 3. Domani in diretta dalle 11 su Antena 3 la staffetta dell'umanità, una grande marcia per la pace organizzata dal giornalista Michele Santoro che unirà le regioni italiane in 8 tappe. Il suo passato calcistico a nord-est lo lega a Venezia e all'Udinese, panchine che non ha mai scordato. Oggi è l'allenatore neocampione d'Italia, le parole di Luciano Spalletti in esclusiva su Antena 3. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione del Veneto dei nostri telegiornali, che apriamo con una notizia arrivata da poco dalla Val Brenta. Una banale discussione tra vicini di casa ha rischiato di sfociare in tragedia. Un uomo è stato accoltellato dal dirimpettaio al termine di un litigio. Siamo in via Val Gardena a Valstagna, dove Maurizio Primondi, 64 anni, e il 69enne Carlo Bianchini si sarebbero presi a male parole a causa di un'auto parcheggiata nella corte comune. La lite è sfociata in un'aggressione di Bianchini ai danni di Primon. Sarebbe stato raggiunto da uno o più fendenti con un coltello da cucina. Subito sono accorsi i carabinieri di Solagna. Bianchini è stato portato in caserma, il ferito in ospedale. Le sue condizioni sono ora in via di valutazione. Sembra che in passato ci fossero già stati attriti, ma nulla del genere. Bianchini è in stato di fermo, potrebbe configurarsi per lui il tentato omicidio. Ulteriori aggiornamenti naturalmente nel proseguo delle nostre edizioni. Lavorare perché le solitudini non sfocino in atti di violenza è l'appello che ha lanciato l'avvocatessa di Oderzo Mary Zorzi, in diretta oggi ad Antena 3, accoltellata in studio, lo ricorderete, da un cliente che si è poi tolto la vita, e ha dunque voluto lanciare questo invito alle istituzioni. Se posso mandare un appello, l'unico Certo. appello che posso mandare, che possa essere utile questa esperienza, facciamo rete attorno alle persone sole, perché veramente nell'ultimo periodo sono sempre di più i casi di solitudine, gente che si porta dentro traumi che non emergono se non quando sfociano in questi casi di violenza. Possa servire a ridurre la solitudine, la deriva di chi rimane solo, quello che è accaduto a lei. Ospite a prima edizione l'avvocatessa opitergina Mary Zorza, accoltellata il 24 aprile nel suo studio da un cliente che si è poi tolto la vita, si appella alle realtà istituzionali e sociali di ogni livello. Occorre stare accanto a chi, come il 53enne Giuseppe Silvestrini, si ritrova da solo con un fardello troppo pesante da portare, come la cura dei 2 fratelli disabili. Si commuove Mary di fronte alle immagini del funerale. Io spero che questo possa essere, almeno questo, di aiuto per coloro che, per quelle comunità che hanno, e ce ne sono tantissime perché nel mio lavoro ne vedo tanti, comunità che hanno questi casi. Alle esequie del suo aggressore ha preferito non essere presente. Ci sarei tanto voluta andare, nel senso che era giusto, sarebbe stato giusto anche per me vederlo lì, ma in realtà era il suo addio e quindi andava bene così, non ci dovevano essere giustamente clamori attorno a quel funerale. La mano fasciata, un nervo reciso che difficilmente recupererà. La professionista ancora non è tornata al lavoro e per adesso preferisce non farlo. In terapia da uno psicoterapeuta risponde così quando le si domanda come stia ora. Non posso dire di stare bene perché a parte le ferite fisiche che comunque si sentono, il ricordo, la presenza della violenza che ho subito è quotidiana, costante, in ogni momento della giornata. Era convinta di morire Mary quella mattina, lo sentiva chiaramente. Quella doveva essere la mia morte. Lei pensava di morire in quel momento? Sì, sicuramente sì, quella era
la morte però non morivo. Io dicevo ok, sto morendo, ma non morivo. E anche lì probabilmente è stato incapace di uccidere. Incapace di farlo, anche se la sua volontà, dice l'avvocatessa, era quella, senza un motivo scatenante, aggiunge. Non c'era niente si è scritto tanto, ma non c'era una vicenda giudiziale, era solo una pratica amministrativa da risolvere ed era stata pure risolta, perché pochi giorni prima aveva firmato. Ma quei mostri che sono usciti quel weekend erano probabilmente imprevedibili, non so, non mi capacito ancora, un giorno forse una risposta ce l'avrò. Ora andiamo a Padova in diretta dalla collega Chiara Gaiani, che vedo già pronta per la manifestazione di ANPI, CGIL, PD e centri sociali contro l'inaugurazione di una sede in città di Forza Nuova. A te Chiara, buonasera. Sì, buonasera Lina, buonasera ai telespettatori. Ci troviamo qui con la presidente di ANPI Padova, Floriana Rizzetto, che ha chiamato a raccolta tutto il mondo antifascista della città. La manifestazione è giunta ormai alla sua fine. Qui si sono radunate circa 300 persone. C'erano veramente persone di tutte le età. Una manifestazione che si è svolta proprio come aveva chiesto la presidente di ANPI, ovvero nella totale tranquillità. Erano presenti anche i centri sociali, c'era timore per questa presenza. Il cordone delle forze dell'ordine attorno a Via del Santo, dove è stata inaugurata la sede di Forza Nuova, Bucrani, hanno detto un punto di mutuo soccorso, era davvero fittissimo. Qui le cose sono svolte in modo diverso, tra l'altro un luogo simbolo, questo, quello scelto, perché qui c'è una lapide partigiana. Insomma, tutto è andato come avevate previsto. Direi di sì, ecco, non pensavo addirittura che ci fosse così tanta gente, che mi ha piacevolmente stupito, perché sorpreso più che stupito, perché antifascismo ce n'è, non è che da quel che si sente sembrerebbe che no, invece in realtà c'è una continua richiesta di iscrizione all'ANPI, il che dimostra che l'antifascismo c'è, e la partecipazione di oggi è una manifestazione concreta. Sono venuti da paesi della provincia, sono stati tutti appunto tranquilli, volevamo un presidio statico, lontano dalla possibilità di scontro. C'erano ovviamente i poliziotti, ma all'inizio c'erano due, poi è apparsa un'altra macchina, ma non hanno avuto nulla, ci hanno guardato praticamente. Quindi abbiamo dimostrato la nostra volontà di resistere, di lottare per le nostre idee, che sono quelle poi che sono nella Costituzione, ma in modo civile e pacifico, non con lo scontro fisico di certo. Lina, c'erano anche preoccupazioni perché tutte e due le manifestazioni si sono svolte all'interno del quartiere più popoloso della città, l'Arcella. Questa è una dorsale importante, c'è anche il passaggio del tram, tutto si è svolto in tranquillità, hanno partecipato varie sigle, c'era la CGIL, c'erano anche molti partiti, c'era anche il deputato del Partito Democratico Alessandro Zan, che al termine ha annunciato che sull'apertura, che in realtà è una riapertura della sede di Forza Nuova in Via del Santo, presenterà un'interrogazione in Parlamento al ministro Piantedosi. Allora ringrazio la mia ospite. Elina, se non hai altre domande da studio da Padova, ringrazio Cristian Roccheiende per la collaborazione e restituisco la linea. Grazie Chiara, grazie alla tua ospite. Noi adesso andiamo a parlare di incidenti stradali. Cominciamo da Vicenza. Poco prima dell'alba un uomo è stato trovato in fin di vita lungo il ciglio della strada. È ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Bortolo di Vicenza un uomo rimasto ferito in un incidente stradale questa mattina poco prima dell'alba. A trovarlo poco lontano dalla moto che conduceva nei pressi di Parco Città lungo via Quadri alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi. Il personale medico del SUEM, intervenuto poco dopo le 4, ha prestato le prime cure, ma vista la situazione di estrema gravità ha stabilizzato il corpo del motociclista accompagnandolo con urgenza in codice rosso al pronto soccorso. Non si conosce l'identità dell'uomo, non essendo stati ritrovati i documenti né le dinamiche del sinistro. Gli agenti della questura stanno indagando per cercare di risalire alle cause dell'incidente e valutare se siano stati coinvolti altri mezzi che abbiano provocato la caduta del motociclista. E poco dopo mezzogiorno a San Giorgio in Bosco invece un'auto senza controllo è piombata nel cortile di un'abitazione, ferito in modo grave il conducente.
Ha abbattuto un albero scontrandosi con vasi di fiori, finendo la sua corsa a ridosso del muro di un'abitazione. Era circa 00:30 quando l'auto, completamente fuori controllo, è piombata in questa villetta di piazza 29 aprile a San Giorgio in Bosco. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno dapprima messo in sicurezza il veicolo per poi estrarre il conducente, ferito in modo grave e trasportato con l'elicottero in ospedale. Il cortile dell'abitazione è stato sgomberato dei rottami del veicolo con l'autogru. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle 15. Ora andiamo sul litorale, perché da Chioggia a Caorle, anche lungo la costa veneta, sono risuonate per protesta le sirene dei pescherecci contro le nuove normative dell'UE. Tutta Europa oggi che sta in qualche modo suonando le trombe. È chiaro che è solo un segnale che serve per allertare l'opinione pubblica e sensibilizzare Sinkevicius. Sono le 11:30. Le sirene dei pescherecci veneti risuonano in una protesta che accomuna il nostro settore ittico ad una mobilitazione del comparto in tutta l'Unione Europea. Una mobilitazione che chiama in causa le nuove politiche per il comparto del commissario alla pesca e all'ambiente Virginijus Sinkevicius. Secondo le associazioni di categoria, se approvati, il divieto del sistema di pesca a strascico e un'ulteriore restrizione delle aree di pesca con tagli fino al 30% porterebbe il sistema al collasso. Un sistema che ha un peso determinante nell'economia della costa veneta. Il fatturato è attorno ai 500 milioni di euro solamente ai termini di produzione. Molto di più se invece riguardiamo l'indotto, 4 mercati ittici tra i più importanti d'Italia, Chioggia e Venezia di fatto lo sono ai termini di conferimento. La marineria dove siamo qui oggi di Chioggia è la prima marineria d'Italia per il conferimento e perciò i termini, i numeri sono così importanti da prevedere anche un collasso nel territorio, nel tessuto sociale vero. Come una voce sola, le sirene dei pescherecci risuonano per tutta la città metropolitana di Venezia, da Caorle al mercato ittico di Chioggia, il più grande d'Italia, che con le nuove regole rischierebbe un tracollo. Noi abbiamo circa 220 imbarcazioni e per una previsione di questo tipo potrebbe comportare una riduzione almeno del 50%. Siamo stufi di pagare la campagna elettorale del commissario Sinkevicius in Lettonia, dove non so neanche il paese dove abiti. Deve fare campagna elettorale, lo sta facendo per un'associazione ambientalista, il piano di azione che sta presentando è irricevibile. Torniamo ora alle vicende strettamente di casa nostra, con un concorso pubblico nel comune di Tombolo per l'assunzione di un addetto all'ufficio tecnico con contratto a tempo indeterminato, ma al bando si sono iscritti solo in 3. Posto pubblico a tempo pieno, 36 ore settimanali e a tempo indeterminato, per uno stipendio netto tra i 1.400 e i 1.500 euro al mese. Assunzione immediata una volta formata la graduatoria. Eppure a Tombolo, comune di 8.350 abitanti, al concorso indetto alla ricerca di un istruttore tecnico, ai termini fissati per il 1° maggio, si sono presentati solo in 3. Abbiamo pensato di aprire anche ad un concorso, questo è un concorso di C tecnico, confidando anche nella voglia dei ragazzi di trovare un collocamento sano, giusto e anche qualificato in un ambiente anche protetto. Apriamo questo concorso e al lunedì, che era l'ultimo giorno, c'era una persona che si era iscritta, poi sono arrivate a 3, ma un concorso ha dei costi perché le nuove normative possono portare a far costare un concorso anche 4-5 mila euro. E non si può pensare di indirlo per 3 persone. I termini sono stati riaperti con scadenza 18 maggio. Per la partecipazione servono un diploma o una laurea tecnici. Tutta inserita la strada della ricerca del personale per i comuni di medio-piccole dimensioni, dove il ricambio generazionale è una necessità, spiega il sindaco Cristian Andretta. I concorsi sono stati bloccati per tantissimi anni, sono stati riaperti nel 2016-2017 e hanno creato un vuoto generazionale. Di fatto mancano i dipendenti dai 35 ai 46-47 anni e la maggior parte dei dipendenti ha dai 48-49 in su e di conseguenza va a esaurimento. Ora parliamo della crisi della sanità veneta. Continua la campagna del Partito Democratico regionale dal titolo Prima è salute. In prima fila il senatore Andrea Crisanti.
La sanità del Veneto non è molto diversa dalla sanità italiana, non è che esiste un problema della sanità del Veneto, un problema della sanità della Lombardia, un problema della sanità della Calabria. Cioè, esiste a mio avviso un problema della gestione della sanità in Italia. Guardi, un sistema sanitario che funziona indipendentemente dalle persone e dalle regioni. Se ci stanno queste differenze significa che il sistema non funziona. Non usa giri di parole il senatore PD Andrea Crisanti, che sulla sanità veneta mette un punto a margine della conferenza Prima e Salute e riflessione sulla campagna lanciata in Veneto in difesa della sanità pubblica. Quali sono i problemi? Li spiega il senatore Crisanti. Io sono sorpreso che la maggior parte di tutte le persone che affrontano il problema della sanità dicono ci vogliono più soldi. Forse ci vogliono più soldi e più risorse, ma ci vuole un modello di gestione completamente diverso, mi creda. La vera sfida è tagliare il cordone ombelicale che c'è tra la politica, che dovrebbe controllare, e la gestione, cioè il controllore. Finché non si fa questa cosa il sistema non funzionerà. Nel 2022 su 29 milioni di prescrizioni la sanità veneta è stata in grado di erogarne 16 milioni secondo i dati forniti dal PD, che sul tema ha lanciato una petizione in tutta la regione. Abbiamo raccolto migliaia di firme e vogliamo dire che la regione deve fare di più, perché se non si garantisce il diritto alla salute, visto che metà dei cittadini non riescono ad avere una visita specialistica, vuol dire che il sistema sanitario regionale non sta funzionando, e se il sistema sanitario nazionale non metterà delle risorse in più saremo di fronte ad una crisi della sanità, ad un suo spostamento verso il privato, con la conseguenza che chi potrà accederà alle cure pagando e chi non potrà rimarrà fuori. Serve un cambio di passo, ribadisce il Partito Democratico. Proprio ieri mi è stato citato un caso che riguarda la sanità veneta, di una famiglia che deve fare una visita oculistica a una bambina di 6 anni e gli è stato detto che non c'è posto prima di dicembre. Siamo a maggio. È evidente che così non si può andare avanti. Dopo l'esperienza Covid, una cosa dovremmo averla capita, che tagliare risorse sulla sanità non ha senso, comprimere le risorse ai servizi della sanità non ha senso, perché poi quando arriva un'emergenza ne paghiamo tutti i costi. La pandemia da Covid-19 è stata dichiarata chiusa dopo 3 anni dall'OMS, ma i segni restano. Domani la nostra prima edizione inizierà eccezionalmente alle 13, sentiamo perché. Prima di tutto ben trovati, mi conoscete, sono Michele Santoro e voglio innanzitutto ringraziare questa televisione, perché grazie a questa televisione se voi domenica mattina potrete seguire lo svolgimento della staffetta dell'umanità. 4.000 chilometri articolati attraverso 8 tratte: Bolzano-Roma, Aosta-Roma, Palmanova-Piazzola sul Brenta, Camerino-Assisi, L'Aquila-Roma, Bari-Policoro, Messina-Isola delle Correnti, Cagliari-Porto Scuso. Obiettivo: arrivare a 4.000 portabandiera in tutta Italia. Il vessillo è quello arcobaleno della pace. Partecipazione gratuita, solo la volontà di ribadire il no alla guerra. È la staffetta dell'umanità che domani dalle 11 si snoderà lungo la penisola e che Antena 3 trasmetterà in diretta fino alle 13. Un passaggio di consegne tra i partecipanti tramite GPS unirà il paese per un evento organizzato tramite l'applicazione Servizio Pubblico del giornalista Michele Santoro, che da strumento digitale di approfondimento si è trasformato in poche settimane nella piattaforma per organizzare una vera e propria marcia della pace. È una strada che ha tracciato la rete dei cammini ed è volutamente difficile, perché non passa da tante città dove il movimento per la pace è più forte. Ma col vostro aiuto la bandiera della pace supererà tutte le montagne. Prima di tutte la montagna dell'indifferenza. In questo caso la rete e le televisioni locali faranno il servizio pubblico che la RAI e i grandi giornali hanno smesso di fare. Appuntamento dunque dalle 11 di domani su Antenna 3. Per questo, eccezionalmente, la nostra prima edizione tradizionale delle 12 inizierà alle 13, alla fine dell'evento. Una manifestazione che vuole andare oltre le ideologie e le polemiche. Ci chiamano putiniani, mentre la verità è una sola. La verità è che non c'è nemico più grande della guerra. Quindi seguiteci su questa rete, domenica, dalle 11 alle 13. Vi aspetto e ci tengo a ringraziarvi comunque la pensiate con tutto il cuore.
Ora invece le parole di Luciano Spalletti in esclusiva su Antenna 3, un passato calcistico, lo sapete, a nord-est per il neocampione d'Italia. Luciano Spalletti, allenatore del Napoli campione d'Italia, a poche ore dalla conquista di uno scudetto storico, racconta in esclusiva per le nostre reti le sue sensazioni. Io in questo momento qui mi sento appagato, mi sento contento, tranquillo di aver donato tanta felicità ai tifosi del Napoli. È quella la cosa fondamentale, è quella la vera felicità, aver fatto felici tante persone, aver dato la gioia a tutti quelli che amano il Napoli. Il Venezia, di cui è stato allenatore all'inizio della carriera in Serie A, si è congratulato con lui attraverso un post nei suoi profili ufficiali. A nord-est Spalletti ha guidato l'Udinese fino alla qualificazione in Champions League. Lui ricorda il suo profondo legame con la terra e la tradizione contadina. Chi ha a che fare con la terra sa che poi per avere un risultato bisogna lavorare duramente, bisogna aspettare molto tempo e chi lavora duramente la felicità è una cosa fugace. Lo scudetto del Napoli è un evento storico, è qualcosa che esce dagli schemi, un evento di cui tutti gli addetti ai lavori e non solo quelli del Napoli ne traggono beneficio. Se lo merita Napoli, ma anche tutto il nostro calcio. In generale si merita questo scudetto che ha vinto il Napoli. Su queste parole rilasciate dal nostro Lorenzo Maier noi ci fermiamo, grazie per averci seguito. Adesso come sempre le previsioni del tempo, arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Pressione in diminuzione, il tempo tende a peggiorare progressivamente nel corso di domenica 7 maggio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto il tempo risulterà variabile con maggiori tratti di sereno in mattinata. A seguire qualche nube, specie sulle zone montane e pedemontane, dove saranno anche associate a precipitazioni sparse, possibili poi fin verso le zone limitrofe. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime tra 11 e 14 gradi, massime tra i 21 e i 26 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà soleggiato, poi nel pomeriggio nuvolosità sui monti ma un po' ovunque, con probabili rovesci e con qualche temporale in locale sconfinamento anche alle pianure circostanti. Temperature minime sui 14 gradi, massime sui 23-24 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove anche in questo caso avremo il sole inizialmente, poi precipitazioni sparse, specie a partire dal tardo pomeriggio sera. Temperature minime intorno ai 14 gradi, massime sui 22-24 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Ad accogliervi sarà Conegliano.